Siamo stati tra i primi a lanciare l'allarme e chiedere un intervento rapido ed efficace. Stiamo parlando dei fondi destinati ai comuni di confine, quelli che per intenderci come vicini hanno i più fortunati cugini del Trentino Alto Adige o del Friuli Venezia Giulia. Ora è arrivata una risposta. Rinnovato l'accordo sui fondi ODI che scadeva nel 2018. Arriveranno 40 milioni di euro all'anno. Certo, da dividere tra Veneto e Lombardia, ma che sull'altopiano e lungo la Val Brenta nei prossimi anni faranno contento più di qualche amministratore. Nelle scorse ore, intanto, a Roma è andato in scena il primo confronto tra governo e regione sull'autonomia del Veneto. Zaia è ottimista e conta di raggiungere un'intesa preliminare in poche settimane. Entro gennaio, ha fatto sapere. Messe da parte le scaramucce delle scorse settimane, il lavoro proseguirà a ritmi serrati. Ma è una vita che io e il Presidente Zaia dibattiamo, quindi non è una notizia. Diciamo così che il sottosegretario Bressa, c'è una battuta, ma penso sia anche simpatica e carina. Il sottosegretario Bressa ha il merito di essere il padre putativo del comma 3 del 116. Io ho il merito di averglielo fatto applicare. Buon lavoro.